Živijo. Kako ste se odločili, da boste povabili Sicilijane? Ja, nam je to krasna priložnost, da naši dijaki, ki se učijo italijanščino, dobijo priložnost poznati Italijo tudi na tak način, da pridejo dijaki iz Sicilije in smo prav veseli, da jih gostimo. Veseli smo tudi tega, da bom jaz pomladi možnost iti v njihov konc na Sicilijo. No, mi smo tudi zelo veseli. Hvala. Delamo pa tudi ostale stvari, zdaj recimo te volitve, pa ko bomo snemali picture, you see here is one, and here is our work. In Siberia we are talking about exchange, and we put inside also the dance, oriental dance, so we have quite a good imagination. But the basics are green key. So this is our default picture, and this is without this picture. This is without movie, and this will be without background. We are here because we have some exchange students from Italy, from Sicily, and we have known each other a little bit, but we don't know each other so good. And I hope we will become friends. Cosa pensa della Slovenia? Che è un paese veramente bello perché sinceramente qui mi sono trovato bene anche con voi sloveni, siete tutti cordiali, simpatici e poi c'è molto verde, green, molto green. In Sicily no green, no, non ce n'è molto. Okay? Benissimo. Ci siamo? Ti piace in Slovenia? Sì, la Slovenia mi piace, però c'è fredda, troppo fredda. And what are the activities that we are going to do in Slovenia? Well, allora, oggi hanno presentato un po' la scuola e adesso hanno fatto le attività sportive, poi domani si parte un po' per le grotte perché Slovenia è bellissima con le sue grotte molto particolari e poi andiamo a far vedere il nostro mare che ce n'è poco ma è bellissimo. Poi dopodomani facciamo vedere la capitale, Ljubljana, e giovedì facciamo vedere i nostri due bellissimi laghi, cioè il lago di Bled, il lago di Bohinj e il tempo permettendo anche le cascate di Savica. E la giornata finale, cioè venerdì mattina, faranno dei laboratori, si prepareranno per la presentazione finale perché venerdì sera con l'incontro dei genitori i genitori porteranno i dolci, i piatti tipici magari, e gli studenti presenteranno tutto lo svolgimento della settimana. Benissimo. In kaj vse se dogaja v kotlovnici te dni? Ja, ena od najpomembnejših stvari je definitivno tale vaša izmenjava. Mi smo zelo veseli, da ste prišli k nam, da bomo lahko pošerali naše znanje v delavnicah. Upam, da ste veliko videli, break, fuzbal delavnica oziroma nogometna delavnica, namiznega nogometa, pa video delavnica. Jaz upam, da ste se čim več naučili, pa da ste bili zadovoljni.
No, najlepša hvala, jaz sem se. Super.